Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo parlando di sanità. Siamo nella sede dell'Ordine dei Medici della provincia di Cagliari con il presidente Emilio Montaldo. In questo studio negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo parlato spesso e non volentieri di pandemia, di Covid. Da 2 settimane l'OMS ha certificato che la pandemia è finita. Ma qual è la vera situazione? Allora, la situazione è questa. Certo, la pandemia è virtualmente finita, cioè nel senso che non ha più i caratteri che aveva all'inizio, grazie al cielo, né tantomeno i caratteri comunque degli ultimi tempi. Ecco. Cioè già da gennaio a oggi il numero dei casi si è drasticamente ridotto. Però bisogna dire che il responsabile dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto chiaramente che questo non ci deve far abbassare le armi, perché comunque il virus è circolante, comunque muoiono in tutto il mondo diverse centinaia di persone ogni giorno, sempre di questo virus, e non si possono escludere delle varianti a peggiorare, mentre le varianti, diciamo, fino ad oggi sono state varianti sempre meno pericolose, finché non siamo arrivati appunto a varianti simili, influenzali da un punto di vista di morbilità. Perché l'infettività è una cosa, la morbilità, cioè quanto sono in grado di dare sintomi, è un'altra, per non parlare appunto della mortalità, o meglio della letalità, perché quando si parla di mortalità correlata a un agente, in questo caso sarebbe la letalità. Comunque è sicuramente molto meno letale di prima, però non bisogna abbassare la guardia. Oggi è possibile accedere alle strutture sanitarie con l'esclusione del pronto soccorso anche senza la mascherina? Allora sì, in realtà in parte questa è come al solito, vorrei dire, la norma non è del tutto chiara. Tant'è vero che lascia una parte di queste soluzioni per limitare la diffusione di eventuali agenti patogeni, un po' le lascia alla volontà del sanitario, cioè il medico di medicina generale oppure il medico del reparto, ma decida lui. E la discrezionalità è sempre un problema. È un problema perché intanto perché questo pone poca chiarezza anche nei confronti del paziente, perché il paziente entra in una struttura, magari non gli dicono niente, lo fanno andare avanti, e ne entra in un'altra e magari dicono no, devi usare la mascherina. È stato anche tentato da parte della FIMG, del segretario nazionale della FIMG, Silvestro Scotti, di pensare a una sorta di vademecum da utilizzare per i medici di medicina generale e quindi in qualche modo modulare questo obbligo di mascherina negli studi dei medici di medicina generale.
nel senso di sì, se la sala d'attesa è più grande di tot metri quadri e riceve tot pazienti, allora si può non usare la mascherina, se invece è meno areata, eccetera, allora bisogna usare la mascherina. Capite bene che una cosa del genere potrebbe essere, diciamo, può portare a un migliaio di interpretazioni e di differenze tra uno studio e l'altro, e pone poca chiarezza e contribuirebbe ancora di più, diciamo, ad alimentare le difficoltà di rapporto che ci sono attualmente, che il Covid purtroppo ci ha lasciato, tra medici e pazienti. Sono iscritti 8.000 sanitari. Come hanno vissuto questi 2 anni e mezzo? Cioè l'ordine dei medici di Cagliari, che insomma non è un'associazione, è un ente di diritto pubblico, sì, non economico, un ente di diritto pubblico dello Stato, quindi noi rappresentiamo, per la parte medica rappresentiamo lo Stato, insomma, ecco. Conta un pochino di più di 8.000 iscritti tra medici e odontoiatri, con una larga maggioranza dei medici e molto meno odontoiatri, ma comunque raccoglie, diciamo, tutte queste figure. Come l'hanno vissuta? È stata vissuta in modi diversi, perché capite bene che tra un medico ospedaliero che vive e lavora in una struttura ci sarà un certo tipo di comportamento che comunque si dovrà adeguare a quello di tutti gli altri. Il medico di medicina generale ne ha avuto un'altra ancora di impostazione, ha dovuto sobbarcarsi soprattutto all'inizio con le proprie risorse, semplicemente con le proprie risorse, poi dopo pian pianino anche con l'aiuto dell'ordine dei medici, devo dire, perché noi all'inizio abbiamo fornito ai liberi professionisti e ai medici convenzionati, che non erano stati inizialmente previsti per la distribuzione dei DPI, no? dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, schermi, occhiali, camici e quant'altro. Ecco, noi come ordine dei medici abbiamo raccolto diverse migliaia di questi prodotti e li abbiamo distribuiti anche ai medici appunto convenzionati e liberi professionisti. Quindi all'inizio si sono dovuti un po' arrangiare con le proprie mani, poi dopo è cominciata anche la distribuzione da parte dell'ASL per i medici convenzionati, meno per i liberi professionisti, che sono stati tutelati, direi, quasi esclusivamente dall'ordine dei medici e anche, devo dire, dalle loro associazioni sindacali, che hanno provveduto a fornire i DPI per i loro associati. Siamo alle conclusioni, abbiamo parlato di medici di medicina generale, il cosiddetto medico di famiglia. Abbiamo delle novità che li riguardano. Il limite di pazienti è stato portato a 1.800, ma non sono troppi. Direi di sì, ma comunque ci sono delle cose da dire. Innanzitutto è volontario, cioè non è obbligatorio. I medici non è che debbano per forza arrivare come massimale a 1.800, chi vorrà lo potrà fare. Sono molti perché al giorno d'oggi già 1.500 pazienti da gestire sono sicuramente complessi, con tutte le modalità di richiesta di salute che ci sono oggi, tutte le risposte anche burocratiche, non soltanto mediche, che devono dare i medici di medicina generale ai loro pazienti, e quindi gestire 1.800 pazienti, se uno fa veramente assistenza nei confronti dei suoi pazienti, non è semplice, è piuttosto, diciamo piuttosto dura. Però bisogna dire una cosa, che è una misura che dovrebbe essere, spero che lo sia, è una misura soltanto temporanea ed è legata alla copertura, a un pochino di, come possiamo chiamare, un pochino di stucco che hanno messo nell'enorme baratro che si è verificato di perdita
di medici di medicina generale, mancata chiamata, mancata risposta, quindi c'è una gravissima carenza attualmente di medici di medicina generale. Quindi quelli che ci sono potranno passare al massimale, però in via temporanea. Ma come faranno questi medici, qui siamo veramente alle conclusioni, a gestire quasi 2000 pazienti? Sì, il problema è questo, che bisognerebbe dare a questi medici dei supporti, semplicemente bisognerebbe facilitare loro i compiti attraverso l'uso di segretari amministrativi, quindi segretarie o segretari, non cambia, e infermieri. Allora, se tu dai una struttura, dai un software, dai un luogo dove possono lavorare meglio, almeno temporaneamente, li fornisci di questi supporti e riescono sicuramente ad agire meglio nell'interesse dei cittadini per la loro salute e soprattutto, diciamo, anche nella gratificazione del medico, che non deve essere solo economica, sebbene necessaria anche quella, ma deve essere anche di agilità, possibilità, sentirsi protetto dal distretto distretto al quale appartiene, che dovrebbe collaborare a rendere il lavoro del medico più facile, più efficiente per i cittadini. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.
Valerio, buonasera. Il sole della Gallura, i profumi della Gallura, la gente della Gallura, quindi energie, quindi intuito, quindi un impegno che da sempre contraddistingue una terra molto molto laboriosa. Sono con Massimo Satta, è il titolare di una sorta di agglomerato immerso nel verde a 1 minuto ma neanche dal cuore di Portocervo. E siamo in un campo da padel, perché anche il Padel Greer, questo è il nome del club, dell'associazione, anche Padel Greer ospiterà il Memorial Galeazzi. Massimo, qual è l'obiettivo? Speriamo di essere all'altezza di questa importante manifestazione che vediamo che sta crescendo anno dopo anno. La location penso che sia impagabile anche per sponsorizzare questo torneo, visto la località, insomma, di Portocervo. Siamo molto orgogliosi anche per il periodo, visto insomma, il tenore del personaggio a cui è dedicato questo memorial. Ho scelto di organizzazione dell'evento perché la località sarà veramente all'altezza, perché abbiamo delle regate importanti proprio in quei giorni, e quindi speriamo che tutto vada veramente per il meglio e per far crescere questo torneo, che è molto molto interessante. Ecco Massimo, la Gallura è da sempre una sorta di grande scrigno, no? Contenete tante qualità, tante caratteristiche. Il fatto che il padel abbia preso il sopravvento e il fatto che voi siate già qui degli imprenditori nel settore immobiliare con Case della Marina, questa unione, tu dicevi ci sono anche delle regate, ma è comunque un periodo in cui vi apprestate a fare nuovamente grandi numeri. Qual è il polso? Qual è la sensazione per la stagione 2023? Sarà una stagione di grandissimo livello in termini di numeri turistici, si sta preannunciando veramente con un trend di crescita superiore all'anno scorso, che già è stata una buona ripresa post pandemia. Penso che tra giugno e settembre, con le ultime regate che si svolgeranno qua a Portocervo, vedremo veramente dei grandissimi numeri. Quindi regate, quindi mare, la vostra forza, e anche un po' di padel che diverte in memoria di un grande giornalista. Assolutamente, è un onore questa manifestazione. Il padel negli ultimi anni è diventato ormai lo sport del momento, come tutti noi sappiamo. Le persone che frequentano la località e non solo hanno il piacere di avvicinarsi a queste strutture. Noi abbiamo fatto questo investimento proprio per creare dei servizi in più, perché dobbiamo assolutamente valorizzare questo territorio con i servizi. Penso che sia l'obiettivo principale che noi sardi e galluresi in particolare ci dobbiamo porre. Roberto Ranieda, primo cittadino di Arzachena, terra quella della Gallura, di energie, di intuito, di visione. Venite, di staccato visione peraltro, venite dal G20, che è stato un evento che si è chiuso al meglio. Che sensazioni le ha lasciato questo evento? È stato un grande successo, siamo molto contenti, un G20 caratterizzato da una grandissima partecipazione e da un ricco confronto. Tutti i sindaci hanno partecipato attivamente, hanno portato al tavolo di discussione delle buone pratiche, che sono tutte fondamentali per far sì che le nostre destinazioni possano vivere meglio sia per i residenti che per i nostri ospiti, con un focus particolare relativo alla sostenibilità e a tutte quelle buone pratiche che devono rilanciare le nostre destinazioni e far sì che comunque siano sempre più attrattive e sempre più tutelate. Il sindaco di Arzachena ha un grande tesoro da gestire, un patrimonio naturale e ambientalistico di strepitoso valore. Qual è il messaggio dopo il G20? Magari c'era già da prima, ma dopo il G20 qual è il messaggio agli imprenditori e anche ai semplici cittadini? Questo è un territorio che offre prima di tutto il paesaggio, quindi un ambiente unico rispetto ad altre realtà. Per noi questo è veramente un valore aggiunto. Il messaggio è quello che ha dato l'imprinting della Costa Smeralda: cercare di rispettare l'ambiente, far sì che le nuove intraprese siano compatibili con questo patrimonio immenso che abbiamo ad Arzachena, e soprattutto cercare di far sì che le nuove generazioni possano essere sempre più sensibilizzate sulle buone pratiche, su comportamenti rispettosi dell'ambiente, dal piccolo al grande, e poi effettivamente le cose nascono veramente dal basso. Quindi noi stiamo portando avanti una serie di iniziative con le scuole per inculcare nella mentalità dei giovani la necessità di avere dei comportamenti virtuosi a tutela dell'ambiente, perché questo patrimonio va protetto, va tutelato, perché è il nostro futuro.
Al G20 hanno preso parte, se non sbaglio, 26 municipalità e uno dei criteri era di avere almeno 1 milione di visitatori o comunque di persone che hanno goduto del territorio nel corso della stagione. Qual è la sensazione rispetto agli altri? Arzachena come è messa? Il criterio di partecipazione al network del G20 è proprio quello di ospitare perlomeno 1 milione di presenze turistiche durante la stagione estiva. La sensazione è che nonostante ci siano delle realtà diverse, con problemi, con esigenze differenti, ci sono comunque delle esigenze comuni e questo lo abbiamo approfondito nuovamente nei nostri tavoli di discussione e effettivamente ci sono delle legittime aspettative anche da parte del governo per cercare di gestire queste nostre città cosiddette a fisarmonica, molto spesso caratterizzate anche da dei territori molto ridotti, non è il nostro caso, ma soprattutto dalla presenza di tantissime persone in un periodo molto ristretto dell'anno che comporta sicuramente un grande impegno, è vero, grandi ricadute, grandi possibilità, però i servizi pubblici devono essere gestiti con attenzione per renderli sempre in maniera migliore e soprattutto per cercare di creare quel connubio tra residenti e nostri ospiti che deve essere proprio alla base di qualsiasi intrapresa. Che stagione si aspetta? Ci aspettiamo una stagione sicuramente vincente. I tour operator, le agenzie ci dicono che sarà in linea con quanto avvenuto l'anno scorso e il nostro ufficio turismo conferma il dato. Quindi siamo impegnati con tutte le attività di preparazione, dalla pulizia delle spiagge, alla manutenzione, al decoro, alla viabilità, rafforzare il corpo di vigili urbani per presentarci pronti e far vivere un sogno ai nostri ospiti. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer. Cantine Surrao, vini di qualità, vini che stanno dicendo la loro ormai in una maniera sempre più forte e sempre più autorevole. Come è andato il Vinitaly, Tino De Muro? Il Vinitaly è andato bene perché segna la continuità della ripresa, tutte le cantine si sono risvegliate dopo i noti problemi di questi ultimi anni, quindi è stato un bel successo anche perché c'è stata molta qualità e un'affluenza proprio diciamo molto di qualità mirata a ricercare un po' di eccellenza. Quale sarà il vino top tra i vini top di Vignes Surrao? Sciala domina sempre ogni vino perché si conferma sempre di più, perché esprime i sentori e i sapori del nostro territorio e il Vermentino di Gallura è sempre all'altezza della situazione e Sciala lo rappresenta in tutte le sue capacità. Vignes Surrao è anche con la filiera dei De Muro che ad Arzachena e in Gallura sono da oltre un secolo insomma straordinari protagonisti dell'imprenditoria e anche Sardares è anche un lavoro nel mercato dell'immobiliare, nel mercato dell'edilizia eccetera. Come è andato con il top 100, le migliori 100 aziende che hanno avuto un summit curato dalla Nuova Sardegna? Abbiamo avuto un bel riconoscimento, intanto siamo i primi in Sardegna nel nostro settore, questo è stato rilevato e sottolineato proprio dagli organizzatori di questa importante classifica. Sulla qualità del nostro vino e della nostra impresa sulla vitivinicoltura, lo stesso è stato sottolineato l'identità sarda e il fatto che stiamo resistendo a tante
di realtà che si mettono le ali e partono per altri lidi. Noi resistiamo anche perché ci crediamo e stiamo avendo le nostre soddisfazioni. Per quanto riguarda poi il problema dell'impegno nel nord della Sardegna, noi ci siamo, continuiamo, siamo già nel futuro, tant'è che ci stiamo espandendo, speriamo di avere altrettanta risposta dalle istituzioni e da chi dovrebbe occuparsi dell'infrastrutturazione della rete del nord Sardegna e della Sardegna intera, perché gli operatori ci sono, altrettanto deve fare anche chi dovrà occuparsi di una politica regionale di questi settori. In una battuta, che stagione si aspetta Tino De Muro? Una stagione sempre in crescendo, le prospettive sono buone dal punto di vista turistico, perché poi alla fine siamo tutti legati al movimento turistico della nostra regione, l'edilizia, la viticoltura, la pastorizia, l'agricoltura, tutto è legato a ciò che produce il turismo. Se funziona il turismo funzionerà tutto e le premesse sono buone, io penso sarà una bella stagione. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. Gianni De Muro, titolare della SKG Arena, pronta ad ospitare il Memorial Galeazzi, la seconda edizione del torneo riservata ai giornalisti che ricorda il cronista scomparso nel 2021. Siamo pronti, Gianni? Assolutamente sì, e soprattutto orgogliosi di ospitare una manifestazione molto importante. Quando il torneo avrà inizio, dal 15 al 18 di giugno, SKG sarà disponibile anche per sostenere quello che c'è dietro un torneo di caratura nazionale. Quale sarà il momento a giugno? Come lo puoi prevedere, visto che sei un imprenditore che opera anche su altri fronti? Che tipo di sensazioni hai? La stagione si prospetta una stagione molto importante. Già l'anno scorso c'è stato un incremento importante, quest'anno siamo pronti veramente a ricevere moltissime persone, i segnali sono quelli, le strutture sono già tutte pronte, la Costa Smeralda è abituata a giostrare queste situazioni e noi che siamo un contorno Arzachena è prontissima. Quando si inizierà a giocare qui diventerà un pochino un polo di riferimento, saranno 3 giorni molto importanti per lo sport, per la cultura, per il mondo del giornalismo. È un voler lasciare un segno quello di essere qui da voi? Assolutamente sì, assolutamente, è un grandissimo onore, ripeto, poter ospitare questa manifestazione. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie.
Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Un grande evento organizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Sardegna e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che si inserisce nel quadro del 13° simposio della Comunità Scientifica Internazionale di Einstein Telescope, riunita a Cagliari a un anno dalla nascita della AT Collaboration e che conta oltre 1.400 membri, 80 unità di ricerca, 206 istituti distribuiti in 23 paesi. Come tutti ben sappiamo, l'Italia è candidata a ospitare l'Einstein Telescope in Sardegna, nell'area della miniera dismessa di Sosenattos nel Nuorese, in competizione con il sito candidato dai Paesi Bassi nella regione del Mosareno. La presentazione rappresenta un'occasione di apertura e di incontro tra rappresentanti di tutti i soggetti impegnati in questa sfida, dalle istituzioni alla comunità di ricerca, dalla cittadinanza alla diplomazia scientifica, per presentare le due candidature e per discutere di Einstein Telescope come opportunità unica per l'Europa. Certo, serve un impegno da parte della Regione o di fare tutte le infrastrutture necessarie, perché dobbiamo pensare a una situazione in cui ci siano 500 scienziati che si trasferiscono sul posto, spesso con bambini, quindi scuole internazionali per figli delle persone, poi in qualche modo anche avere qualcosa tipo teatro o posti di vario tipo che poi possono anche attirare i turisti. Quindi bisognerebbe cercare di fare qualcosa di integrato con un piccolo museo della scienza e altre facilities per turisti, in maniera tale che poi tutto vada bene, quindi verrebbe utilizzate da tutti, sia dagli scienziati che dai turisti. E la macchina credo che sia per fare, da quando incomincia, prima che vengano tutte le persone ci vorranno 5, 6 anni, 7 anni, quindi a fare le case eccetera, quello sarà semplice. Bisogna fare anche le infrastrutture poi per gli operai che lavoreranno lì, ma questo anche quello sarà un problema ingegneristico e penso che si risolverà facilmente. Come si può battere la concorrenza? Bisogna sperare, poi la decisione è un po' una decisione politica, perché alla fine saranno le cancellerie europee che diranno alle persone coinvolte che cosa bisogna votare, quindi quello che certamente è fondamentale è avere un buon rapporto con internazionale, quindi uno dei comitati, persone che stanno nel comitato per questo telescopio è l'ambasciatore Sequi, che è direttore generale degli esteri, che è anche lui sardo, il quale si è già attivato con tutte le sue conoscenze con gli altri all'estero per cercare di spingere la nostra candidatura. Il punto fondamentale è di riuscire a utilizzare tutte le zone che ci sono in Italia secondo le loro caratteristiche naturali e le regioni interne che sono state un po' spopolate. A questo punto si tratta di rimettere qualcosa che le rivitalizzi, quindi è certamente una cosa estremamente utile
e permette anche di utilizzare tutto il territorio nazionale senza concentrare tutte le iniziative in solo delle piccole parti del territorio. Oltre al sito olandese di Mosa sul Reno, a sorpresa arriva la novità di una possibile terza candidatura con un sito in Sassonia. Anche i tedeschi scendono in campo per concorrere al progetto Einstein Telescope, che è una delle principali iniziative di ricerca europee per la costruzione di un'infrastruttura di ricerca che avrà un impatto a livello mondiale per le prospettive che potrà aprire in termini sia di nuove conoscenze scientifiche sia di innovazione tecnologica. Nel simposio che si è aperto ieri a Cagliari e si concluderà nel fine settimana è ritenuto un progetto di punta, tanto da essere stato incluso nel 2021 nella roadmap di European Strategy Forum di ricerca infrastrutturale, con una proposta a guida italiana supportata da Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Spagna. Nella seconda parte dell'evento il focus si è incentrato sul progetto finanziato anche attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con 50 milioni di euro per supportare la candidatura italiana e ospitare in Sardegna il più grande rilevatore di onde gravitazionali al mondo. Il consorzio, guidato dall'Istituto di Fisica Nucleare, si occuperà per i prossimi 30 mesi della preparazione, della realizzazione dello studio di fattibilità e della caratterizzazione del sito italiano e della creazione di una rete di laboratori di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie che saranno adottate dal nuovo osservatorio gravitazionale. Fondamentale la presenza ai lavori del Nobel per la fisica Giorgio Parisi. L'Einstein Telescope serve per studiare le onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali sono fatte o da buco neri o da stelle di neutroni, in generale da grandi eventi terrificanti come collisioni di stelle o collisioni di buco neri, quindi è un universo violento che normalmente non riusciamo a osservare e che invece questo ci permetterà di capire, vedere con dettaglio come funziona questo universo violento e poi ci permetterà tutta una serie di considerazioni sull'origine dell'universo, sull'origine degli elementi di cui noi siamo costituiti e poi dal punto di vista tecnologico tutte queste grandi sfide tecnologiche poi, alla fine poi hanno anche dei sottoprodotti dal punto di vista dello sviluppo della tecnologia che poi ricadono sempre. Questo è difficile da prevedere in anticipo, però nel passato gli investimenti nella tecnologia sono sempre stati utili. È importante soprattutto avere un premio Nobel per questa presentazione che fa un tifo per la Sardegna straordinario. Sì, questa è un'ulteriore tappa in quel cammino che ci sta portando a un risultato che è straordinario per la Sardegna, lo è per l'Italia ma lo è anche per l'Europa e la presenza di un premio Nobel come simbolo di questo sito io penso che sia la testimonianza che tutti quanti stiamo credendo veramente in questo progetto. Fasolino, in quest'ultima settimana la Regione si è mossa in modo determinato per evitare che ci siano pale eoliche nel territorio di Sosenatos. Sì, deve essere un sito che deve rendere al meglio per riuscire a raggiungere questo importante traguardo che, ripeto, sarebbe straordinario per la nostra isola ma anche per l'intera Europa. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni.
Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Dal 24 maggio al 4 giugno per gli under 35, dal 25 maggio al 5 giugno per gli over 35, le imprese isolane in attività nel comparto turistico potranno accedere ai contributi regionali previsti da Destinazione Sardegna Lavoro, che per questa stagione avrà una dotazione finanziaria di 17 milioni di euro. Un bando a sportello per la concessione di aiuti esclusivamente per le imprese che hanno assunto personale nel 2022. La particolarità del bando è proprio legata all'ampia rosa di beneficiari che possono candidarsi all'agevolazione, perché l'avviso è rivolto alle imprese e agli addetti della filiera del mercato delle vacanze con riferimento alle imprese attive nell'offerta di beni prevalentemente ai turisti o servizi funzionali al comparto che producono o commercializzano servizi nel settore oggetto del bando. Nel turismo è ormai indispensabile costruire un nuovo mercato del lavoro con contratti stabili e regolari, ma soprattutto con salari dignitosi. La destagionalizzazione è necessaria non solo per diversificare e rafforzare l'offerta turistica, ma anche per promuovere l'occupabilità. Gli incentivi infatti sono finalizzati non solo a sostenere uno dei settori economici più danneggiati dalla crisi pandemica, ma anche a contrastare il lavoro precario, valorizzando le professionalità e le competenze dei lavoratori, ha dichiarato il presidente Solinas. La misura ha carattere retroattivo e riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. Per ciascuna assunzione sarà erogato un aiuto parametrato alle fasce della retribuzione lorde e alla tipologia di aiuto richiesto, con una forbice che va da un minimo di 213 a un massimo di 1.000 euro. Il rapporto Istat sul mercato del lavoro parla di un aumento in Sardegna di almeno 3.000 unità, quindi l'occupazione cresce. Che ruolo hanno iniziative come il Job Day, in cui lei è stata protagonista, e quanti posti di lavoro siete riusciti a ricavare grazie a queste iniziative? Allora, i posti di lavoro ci sono, ho detto ci sono, naturalmente devono aumentare, i posti di lavoro devono essere ormai diffusi capillarmente dappertutto. Abbiamo detto con le nuove competenze, la nuova economia, le nuove competenze dobbiamo far capire ai giovani che devono essere create anche da noi con la formazione e da loro come volontà. Il Job Day serve a questo, serve a far incontrare domande e offerte, a far capire ai giovani di non andarsene per forza, ma di formarsi, di stare qua e capire con le imprese quali sono i tipi di competenze che servono. Il Job Day serve a questo, lo rifaremo in autunno, i posti trovati sono parecchie migliaia,
tutti però con il punto interrogativo del ma ce li formate? Sì, noi abbiamo fortunatamente col PNRR e con i fondi europei la possibilità di formarli, lo faremo e speriamo che in un paio d'anni si riesca davvero ad avere di nuovo i giovani talenti che magari certo vanno fuori perché è bello girare il mondo, ma tornano qua ad investire i loro talenti nell'economia della Sardegna. In occasione della sua ultima visita in Sardegna, la ministra Calderone ha parlato dell'importanza della formazione per quanto riguarda la sicurezza sui posti di lavoro. Allora certo, noi abbiamo poca competenza, ma abbiamo in atto con l'INAIL un progetto di promozione, nel senso che bisogna formare gli imprenditori, lo fanno già, per loro lo fanno già, però noi potremo contribuire a farlo, a renderlo sempre maggiore. Gli imprenditori e i lavoratori devono rendersi conto anche loro, pretendere la sicurezza nel posto di lavoro, pretenderlo e metterla in atto, per cui la nostra competenza è sicuramente quella di promuovere questa cultura diffusa della sicurezza del lavoro, che naturalmente per l'Italia è un momento di civiltà molto forte. In questi primi 6 mesi di lavoro ha affrontato diverse tematiche, a partire dalla vertenza Portovesme fino alle possibilità offerte dall'Einstein Telescope, ha insistito sull'importanza della formazione e adesso l'importanza anche di un fondo come Destinazione Sardegna. Allora, tutte le politiche attive che mettiamo in atto sono destinazione lavoro. Il lavoro in Sardegna c'è. La domanda e offerta non si incontrano molto e c'è bisogno di formare le persone, perché l'economia nuova vuole personale specializzato, vuole persone che si adattino alla nuova economia. Perciò noi, oltre a tutti i progetti bellissimi e l'assistenza ai lavoratori in crisi, delle aree in crisi, mettiamo in atto tutte queste politiche attive sul lavoro. La prima è la promozione sicuramente e il sostegno alle imprese. La prima è la promozione del lavoro come momento edificante di realizzazione di tutti. E poi la formazione. La formazione è importantissima perché, come dicevo prima, forma il nuovo personale della nuova economia. Anche la FIDAPA, di cui oggi siamo ospiti, ha presentato un progetto sugli antichi mestieri e noi lo stiamo finanziando. Gli antichi mestieri sono la nostra tradizione, possono essere un veicolo molto forte per l'economia del turismo. Ci avviciniamo alla stagione estiva, ecco, in cosa consiste il fondo Destinazione Sardegna? Consiste in un aiuto al lavoro, anche quello, non all'impresa direttamente, ma al lavoro, cioè a tutti i lavoratori assunti da queste imprese, di cui paghiamo il costo alle imprese. E abbiamo fatto con un bando per il 2022, la prossima giunta ci sarà il bando per il 2023. Sosteniamo le imprese turistiche, che peraltro sono tante, perché le imprese turistiche non sono solo gli alberghi o i ristoranti, ma sono una serie di codici Ateco, si chiamano così, che vanno dai parcheggi a tutto l'indotto dell'industria turistica, e che con questo potranno andare avanti e soprattutto sopravvivere nei momenti di bassa stagione, che speriamo però non esistano più. Ultima domanda, a quali nuove sfide si sta preparando? No, la nuova sfida è sempre la solita sfida, il lavoro. Io mi sto preparando ad un anno di grande lavoro nostro, perché dovremo mettere in atto tutti i soldi del PNRR, spenderli, diffonderli in Sardegna, fare in modo che davvero ci sia questo incontro tra domanda e offerta, che ci sia formazione, perché il lavoro, fra un paio d'anni si dica, il lavoro in Sardegna c'è. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Buonasera Valerio, e i nostri percorsi dal Vinitaly, come vi avevamo annunciato il 2 aprile nella 3 giorni di Verona, prende forma e fra pochi giorni a Oliena, nel contesto incantevole del Sucologone. Cosa succederà, Mariano Murru? Succederà e si parlerà a tutto il mondo di Canonao. Sarà una 3 giorni bellissima con la partenza il sabato in piazza, dove ci saranno le degustazioni libere, dove verrà fatta vivere proprio questa festa del Canonao a tutti i cittadini e agli ospiti che verranno, quindi unito anche alle nostre tradizioni, balli, canti, delle interessantissime mostre, assaggi di cibi e prodotti della tradizione. Gli giorni successivi, la domenica, si terrà un convegno dedicato alla comunicazione, al come comunicare il vino, ma come comunicare in generale anche la nostra bellissima isola con tutte le sue eccellenze, e vedrà ospiti di caratura internazionale, a partire da Steve Kim, che è la responsabile di comunicazione esterna di Verona Fiere, e anche la responsabile dell'Accademia Vinitaly, cioè quella che forma gli ambasciatori del vino italiano nel mondo, quindi una persona di altissimo profilo che ci aiuterà appunto anche a trovare delle modalità nuove di comunicazione dei nostri vini. Ci sarà uno dei migliori sommelier al mondo, Charles Ortarola, ci saranno dei buyer, amministratori di grossissimi gruppi che si occupano appunto della vendita e distribuzione del mondo del vino, giornalisti, appassionati ed esperti, e dunque sarà un momento molto interessante. E nell'ambito appunto della comunicazione ci sarà un momento, ancora prima del convegno, dedicato a illustrare qual è la storia della viticoltura nella Sardegna, un messaggio molto importante, cioè che la viticoltura e il vino si producevano già in epoca nuragica, quindi oltre 3000 anni fa, ed è un messaggio molto importante da inviare in giro per il mondo. E poi si parlerà delle caratteristiche del territorio di Oliena, con un approfondimento sui caratteri del Canonao, a seguire il convegno, e poi successivamente 2 masterclass dedicate all'approfondimento del Canonao e anche dei prodotti ottenuti dai suoi vitigni simili, perché infatti hanno partecipato a questa manifestazione anche produttori provenienti da altre regioni d'Italia, come per esempio l'Umbria col Gamay del Trasimeno e il Veneto col Thai Rosso.
E il giorno successivo, invece lunedì, la tematica del convegno è dedicata all'enoturismo, altro aspetto importantissimo, anche perché ecco, questo momento che abbiamo organizzato vuole diventare un appuntamento abituale che ogni anno si svolgerà in quelle date, in quelle sedi, per cui un appassionato di Cannonau o dei suoi vitigni simili potrà approfondire la conoscenza di questo prodotto in un ambito paesaggistico, naturalistico di eccellenza assoluta e in un posto magico come ecco, l'Hotel Sugologone, che non è solo un hotel ma è quasi un museo, quasi un po' il fulcro delle tradizioni della Sardegna. Al suo interno ha tantissime opere d'arte, ha le botteghe degli artigiani e quindi i nostri ospiti potranno anche approfondire la conoscenza ecco, della produzione di alcuni oggetti di artigianato di massimo rilievo che vengono prodotti in Sardegna. Quindi sarà un momento in cui promuovere non solo il Cannonau, non solo la regione specifica di Oliena e dintorni, ma della Sardegna stessa, lasciando veramente un messaggio importante nel cuore degli ospiti che sono sicuro trasmetteranno in giro per il mondo, portando del bene a tutta l'isola. È un tentativo, è la prima volta, ma è già una prima volta con un parterre eccezionale, quindi siamo fiduciosi che abbia un grande successo. Partecipate numerosi alle masterclass e agli eventi che si terranno la mattina con i convegni, perché sono argomenti di interesse comune per tutto il comparto e quello che si dirà e le riflessioni che si faranno saranno utili a tutti. Per lei e i suoi colleghi, il vitigno principe, il Cannonau di Sardegna, cosa rappresenta? Rappresenta sicuramente, come hai detto tu, il vitigno principe, è il vitigno simbolo, rappresenta il vino simbolo della Sardegna, che rappresenta tutti noi sardi e forse rappresenta noi sardi anche come carattere, perché è un vino che sa essere potente, austero a volte, ma anche generoso, gradevole, piacevole, ospitale, come lo sono i sardi. È un vino che ti colpisce per la sua ricchezza olfattiva, che riporta tanti dei profumi che sono dovuti alla macchia mediterranea che contraddistingue la nostra isola. Sono quei profumi di mirto, di lentischio, della macchia mediterranea in generale, che sono parte integrante del nostro ambiente, della nostra storia, del nostro carattere, che fortunatamente, grazie anche a questo vino, riusciamo a racchiudere in una bottiglia e quindi a portare in giro per il mondo. Quindi è il nostro veicolo per far conoscere la Sardegna in tutto il mondo e farla apprezzare per il suo carattere forte, ma allo stesso tempo generoso, accogliente, gradevole. Quindi è sicuramente per noi uno dei vitigni più importanti in assoluto e al quale siamo tutti legati, in modo particolare ovviamente i produttori e gli appassionati, i cittadini della zona centrale della Sardegna, dove c'è il cuore, appunto dove si svolgerà la manifestazione, ma in realtà ogni sardo non può scindere anche la sua cultura gastronomica, i suoi giorni di festa, le tradizioni, da una bottiglia di Cannonau. Quindi è anche il nostro vino al quale siamo legati affettivamente e del quale siamo molto orgogliosi. Infatti qualche tempo fa, quando si è avvertito il rischio che il Cannonau potesse essere utilizzato anche in altre regioni, ci siamo battuti anche in primis con Asenologi per far sì che invece il nome Cannonau rimanesse solo a Sardegna e ai sardi. Viva il Cannonau! Murru, l'evento nasce da un'idea di Vino Way Italia, che lo fa diventare davvero di caratura nazionale e internazionale, come lei ci ha ben spiegato. Le chiedo, le sinergie in questo caso sono molto forti. Cosa serve sempre alla nostra Sardegna per rimanere a questi livelli? Ma serve sicuramente collaborare insieme. Devo dire che, per essere onesti,
che il desiderio di realizzare questa manifestazione nasce dagli amministratori di Oliena, che hanno voluto chiamare un'associazione, una società che si occupa appunto di organizzazione di eventi come la Vino Way, che ha sposato in toto questa idea e ha elaborato un programma con la collaborazione attiva di Assenology. Ecco, abbiamo fatto numerosissime riunioni nell'arco di questi mesi per trovare anche le soluzioni migliori per rendere la manifestazione ancora più importante. Però abbiamo poi, come vedrete nel convegno per esempio dedicato all'enoturismo, chiesto la partecipazione di altre associazioni importanti che operano nel territorio, come l'Associazione Donne del Vino, Movimento Turismo del Vino, Città del Vino e anche il Museo Regionale del Vino. Ecco, questo per mandare un messaggio. Il messaggio è che lavorando tutti insieme si riescono a ottenere sicuramente risultati migliori per il bene comune. Per lei e i suoi colleghi, il vitigno principe, il Cannonau di Sardegna, cosa rappresenta? Rappresenta sicuramente, come hai detto tu, il vitigno principe, è il vitigno simbolo, rappresenta il vino simbolo della Sardegna, che rappresenta tutti noi sardi e forse rappresenta noi sardi anche come carattere, perché è un vino che sa essere potente, austero a volte, ma anche generoso, gradevole, piacevole, ospitale, come lo sono i sardi. È un vino che ti colpisce per la sua ricchezza olfattiva, che riporta tanti dei profumi che sono dovuti alla macchia mediterranea che contraddistingue la nostra isola. Sono quei profumi di mirto, di lentischio, della macchia mediterranea in generale, che sono parte integrante del nostro ambiente, della nostra storia, del nostro carattere, che fortunatamente, grazie anche a questo vino, riusciamo a racchiudere in una bottiglia e quindi a portare in giro per il mondo. Quindi è il nostro veicolo per far conoscere la Sardegna in tutto il mondo e farla apprezzare per il suo carattere forte, ma allo stesso tempo generoso, accogliente, gradevole. Quindi è sicuramente per noi uno dei vitigni più importanti in assoluto e alla quale siamo tutti legati, in modo particolare ovviamente i produttori e gli appassionati, i cittadini della zona centrale della Sardegna, dove c'è il cuore, appunto dove si svolgerà la manifestazione, ma in realtà ogni sardo non può scindere anche la sua cultura gastronomica, i suoi giorni di festa, le tradizioni, da una bottiglia di Cannonau. Quindi è anche il nostro vino al quale siamo legati affettivamente e del quale siamo molto orgogliosi. Infatti qualche tempo fa, quando si è avvertito il rischio che il Cannonau potesse essere utilizzato anche in altre regioni, ci siamo battuti anche in primis con Assenology per far sì che invece il nome Cannonau rimanesse solo a Sardegna e ai sardi. Viva il Cannonau! Murru, come un buon vino racconta una storia, o come un libro o un film che si può guardare per centinaia di volte e trovare sempre sfumature nuove, le chiedo, lei come Mariano Murru ha avuto maestro Giacomo Tacchis, lavora per un'azienda leader del comparto vitivinicolo sardo, presidente Assenology Sardegna, cosa ci manca ancora? No, ma ci manca, intanto io non posso che ringraziare tutti i colleghi da presidente di Assenology per il lavoro straordinario che è stato svolto negli ultimi 30 anni. E cosa ci manca? Ci manca soprattutto fare comunicazione, ecco perché è stata realizzata questa manifestazione, soprattutto per cercare di comunicare meglio le nostre eccellenze. Questo non vale solo per il vino, vale per gli altri prodotti dell'agroalimentare e per tutte le altre eccellenze che la Sardegna può offrire. Io so solo che ognuno degli ospiti che ci viene a trovare, che ci è venuto a trovare anche nell'arco degli anni, è rimasto sempre innamorato della nostra isola, delle sue tradizioni, dell'ospitalità eccezionale dei loro abitanti, della passione con cui seguono la vita e il loro lavoro, e dei paesaggi
eccezionali, direi quasi unici, anche nel contesto in cui si svolgerà la manifestazione dedicata al Canonao, che sono ineguagliabili. E dunque bisogna però comunicare, come per esempio occorre comunicare che il vermentino, per quanto riguarda il vermentino, siamo i maggiori produttori al mondo di vermentino, se consideriamo la regione viticola, che abbiamo una superficie vitata doppia rispetto ad altre regioni come la Toscana, e siamo gli unici ad avere la DOCG del vermentino. Ecco, magari se riuscissimo a raccontarlo, quindi il mio augurio è che oltre alla manifestazione sul Canonao Oliena ne nasca a breve una importante di caratura internazionale sul vermentino, che possa appunto raccontare al mondo quello che abbiamo appena detto. Il maestro Takis, quando arrivò in Sardegna, sposò subito questo che lei ci ha raccontato, le tradizioni, la passione e soprattutto il modo di essere dei sardi. Lei ne ha seguito sicuramente la passione, però è stato in grado col suo lavoro di dargli un'identità. Le chiedo, se oggi potesse mandare un messaggio a Takis, cosa gli chiederebbe? Ma gli direi che grazie anche ai suoi insegnamenti che ha dato, insomma, in particolare con le aziende con le quali ha collaborato, ma che poi per ricaduta a tutte le altre aziende, sono andate a tutte le altre aziende della Sardegna, lo ringrazierei per quanto ha fatto, per averci fatto capire che si potevano ottenere dei risultati eccezionali. Lui era più che convinto che avessimo in Sardegna delle grandissime potenzialità, non solo sui vitigni tradizionali più importanti, ma anche su tutti i vitigni minori, e tra l'altro una storia più che millenaria da raccontare e da far capire. Ecco, occorre impegnarsi sicuramente di più, intanto per valorizzare questa ricchezza di biodiversità incredibile che abbiamo e che ancora non è stata del tutto esplorata e valorizzata. Quindi noi ecco, in Sardegna abbiamo una storia lunga 500 milioni di anni, quindi come diceva il professor Scienza, uno dei più grandi luminari al mondo, è probabile che la Sardegna sia stata la seconda culla della vite dopo il Caucaso, o la stessa culla, ecco, assieme al Caucaso e alle regioni del Caucaso. Quindi la vite esisteva migliaia di anni fa, ne abbiamo per fortuna ancora le prove. Il fatto di essere un'isola ha sicuramente dato delle limitazioni agli abitanti, ma anche oggi la possibilità di avere una ricchezza in biodiversità ineguagliabile nelle altre regioni italiane e europee. E allora non ci resta che dare l'appuntamento per il Canonao Likes International ad Oliena, che diventerà il fulcro dell'enoturismo in Sardegna, e soprattutto, come dice Mariano Murro, presidente Asso Enologi della Sardegna, comunicare è importante. E in questa visione il nostro Valerio Vargiu con Panorama Sardo aveva già le idee ben chiare, e noi continuiamo i nostri percorsi e, se vorrete, continueremo a comunicare con voi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta,
le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Abbiamo aperto questa puntata di Panorama Sardo parlando di sanità con il presidente dell'Ordine dei Medici, soprattutto perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale, aveva deciso che il Covid fosse un qualcosa ormai parte del passato. Chiudiamo questa puntata negli uffici del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che è anche il responsabile della città metropolitana, quindi parliamo di 500.000 abitanti, con una curiosità. Nei giorni scorsi il governatore della Liguria, Totti, ha detto: siamo stati più bravi in Italia nel recuperare e utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questo campo cosa ha fatto la città metropolitana di Cagliari? La città metropolitana di Cagliari ha fatto tanti interventi. Uno dei più importanti è il piano integrato urbano, che prevede la realizzazione di una delle prime azioni previste dal piano strategico, è quello dell'Arenalo sostenibile, che vede il tentativo di valorizzare le aree verdi della città metropolitana, i parchi, ma anche le aree di produzione, quindi le imprese del settore, diciamo, agroalimentare, che sono fuori dall'occhiello della città metropolitana, e anche i luoghi di commercializzazione dei prodotti ovviamente della nostra terra, e quindi i mercati, per cui abbiamo per esempio la valorizzazione, la riqualificazione del mercato di San Benedetto nella città di Cagliari e di altri mercati nel resto della città metropolitana. Abbiamo la valorizzazione di tutta una serie di parchi, penso a quello che stanno facendo a Sesto, a quello che sta facendo a Pula, a Uta, e poi abbiamo anche un grande progetto che vede il tentativo di riconnettere Cagliari con Selargius, Monserrato, Sinai e Settimo attraverso un lavoro che sta facendo l'architetto João Núñez, che è il più grande architetto del paesaggio oggi vivente, che ci ha dato una mano nel cercare di realizzare questo sogno, e che, tra le altre cose, cosa caratteristica che personalmente penso possa essere un'opportunità per i cittadini ma anche per i turisti, è la possibilità di vedere il canale di Terramai finalmente navigabile, quindi da Monserrato arrivare sino a Susicu. Sarebbe una bellissima opportunità per la città. A proposito di grandi architetti, Boeri, la Via Roma Green. Boeri non solo ci sta permettendo col suo progetto di realizzare questo intervento di trasformazione urbana nel centro della città, con la costruzione di un'area pedonale, di un'area verde, di un'area dove si potrà passeggiare, si potranno fare tante attività. Se la restituiremo alle famiglie non sarà più un parcheggio solo per le auto come era prima, ma diventerà anche uno spazio che con tanti alberi, che ci aiuterà per esempio a intervenire sull'innalzamento delle temperature, sul cambiamento del clima, quindi aiuterà a creare una situazione
insomma, più vivibile, di una città più sostenibile e più vivibile, ci permetterà di riqualificare finalmente Piazza Matteotti, dove ancora non sono iniziati i lavori e non ne abbiamo parlato, però oggi siamo concentrati molto su via Roma perché sono iniziati i lavori, ma poi soprattutto ci sarà un intervento di riqualificazione di Piazza Matteotti che ritornerà ad essere una piazza vivibile con una fontana, dare spazio e valore sia ovviamente al Palazzo Baccaredda che all'arrivo in treno sulla città. E ricordo che fra l'altro è una porta d'ingresso della città perché dall'aeroporto con 1,30 € si arriva in 3 minuti in Piazza Matteotti e tanti turisti lo fanno. E chi arriverà nel futuro atterrando su Cagliari vedrà completamente una città verde. Vedrà una città verde, fortunatamente Cagliari è già una città molto verde, la metà del territorio dei chilometri quadrati della nostra città sono verde, quindi questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi vogliamo ancora potenziare questa infrastruttura verde e nel progetto poi, diciamo, oltre al progetto che stiamo facendo, nel progetto complessivo di sistemazione che ci ha fatto l'architetto Boeri su tutta l'area di via Roma, di via Riva di Ponente, di piazza Matteotti e di via Sassari, c'è anche la costruzione finalmente di una piazza che colleghi dal municipio, dalla Rinascente, ci porti subito al porto senza dover attraversare 16 corsie d'auto con le macchine che passano sotto, nuovi parcheggi, nuove infrastrutture, un centro intermodale moderno e la possibilità per i turisti in 2 minuti, per i cittadini cagliaritani, di passare dai portici di via Roma alla banchina del E proprio nei giorni scorsi Massimo Deiana, presidente dell'autorità di sistema dei porti del mare di Sardegna, ha annunciato che il porto di via Roma diventerà assolutamente turistico, esclusivamente turistico. Con l'autorità portuale in questi anni abbiamo sviluppato una sinergia importante, una grande collaborazione. È chiaro che questo che è la cartolina, diciamo, la presentazione della città ai turisti, non solo perché, come dicevi, la vedono quando arrivano con l'aereo, ma perché poi qua arriva tutto, arriva il treno, arrivano i bus, arrivano i taxi, arrivano le navi. Avere una sinergia nella progettazione di questo intervento, sia il nostro che il loro, è fondamentale. Stiamo lavorando insieme, abbiamo condiviso l'idea di portare il porto passeggeri, diciamo, e il porto merci nella zona del Porto Canale con la costruzione di 7 nuove banchine, e questo significa che oltre ad avere per le barche, per i turisti, tutto il fronte di via Roma, andiamo a liberare anche uno spazio gigantesco fondamentale, se ci pensiamo, che tutto quello che oggi è occupato dalle navi da crociera, dai rimorchi, tutto quello che c'è dietro l'Agenzia delle Dogane, che si può riconnettere anche con un altro spazio gigantesco che è quello dell'ex ferrovie, tutta la parte delle officine. Parliamo di 25 ettari di città che richiedono una nuova pianificazione, che saranno la porta d'ingresso di Cagliari, su cui stiamo lavorando col PUC, stiamo lavorando con l'autorità portuale, stiamo lavorando con tutti i soggetti che sono interessati. Ritorniamo alla città metropolitana, perché in una nota dei giorni scorsi del vostro ufficio stampa si parla dell'impegno nei confronti della ristrutturazione di tante scuole dell'area metropolitana. Questo lo stiamo facendo grazie a risorse della città metropolitana, risorse della regione, anche importanti risorse del PNRR. Abbiamo investito quasi 50 milioni con lavori che partiranno, alcuni sono già partiti, altri partiranno nel mese di giugno, la gran parte, diciamo il 98%, partirà entro l'anno. Andiamo a intervenire su tantissime scuole, su tutte le scuole più importanti, alcune anche che erano chiuse da 15 anni. Andremo a riaprire probabilmente entro il 2024 il Martini, andremo a intervenire sul Riva, quindi faremo altri interventi sulle scuole di Monserrato, di Quartu, di Capoterra, quindi interventi fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi, dei docenti, per avere scuole più efficienti e più belle. Ma non sono i soli, perché sempre grazie a risorse della città metropolitana, ma anche del PNRR, stiamo facendo anche un importante intervento sulle infrastrutture viarie, quindi sulle strade. Sono giorni di venti di guerra nel Medio Oriente, fra Israele e la Palestina, e proprio nei giorni scorsi voi avete avuto ospiti 3 sindaci della Palestina, concedendo loro spazi di aiuto per la popolazione. Sì, sono venuti a ringraziarci, è stato un momento per me particolarmente emozionante, di cui vado particolarmente orgoglioso, perché abbiamo incominciato
rapporto di collaborazione, un progetto di cooperazione internazionale con la regione e con la città metropolitana, che è iniziato prima del Covid, poi ha avuto la sua fase clou purtroppo nel periodo del Covid. Non ci siamo persi d'animo perché anche a distanza siamo riusciti a fare formazione e il senso del progetto era creare in loro un sistema di competenze per poter affrontare il tema della disabilità. La regione in cui vivono, quella del West Bank, è la regione che ha la più alta incidenza di disabili in Palestina, con una percentuale doppia rispetto alle altre regioni della Palestina. Il fatto di aver potuto aiutarli e vedere nelle loro facce la gioia e anche il ringraziamento nei confronti di chi li ha sostenuti per poter dare una piccola risposta, perché è una piccola risposta in territori che sono sicuramente difficilissimi. Tante famiglie che hanno un problema con la disabilità importante, perché poi ovviamente la situazione non è quella che viviamo noi, sono insomma indietro anni luce, è per noi fondamentale. Mi ha fatto piacere e spero, come ho detto anche a loro, che si possa continuare questo progetto, lo si possa rilanciare per dare una mano a chi ha bisogno. Nei giorni scorsi si sono svolti a Cagliari importanti appuntamenti. Uno di questi è stato il primo grande incontro a livello internazionale che precedeva Roma per quel che riguarda il tennis. Diciamo che abbiamo la fortuna di avere un impianto di livello che ci ha permesso di ospitare un Challenger 175 che fra l'altro si inserisce nella grande stagione della terra rossa in Europa, perché è prima di Roma, ma è subito dopo Madrid, Barcellona, Monaco, dopo Roma ci sarà il Roland Garros a Parigi, quindi insomma Cagliari fa parte di un circuito internazionale. Questo è fondamentale. Il primo anno è un esperimento, ha funzionato, ovviamente lo ripeteremo, andremo avanti e questo insomma penso che sia un'occasione importante per la città. Ma insieme al tennis la settimana scorsa, lo dico perché devo dire che ormai la città è diventata teatro di tante manifestazioni a livello nazionale e internazionale. Avevamo i campionati assoluti di scherma con anche gli atleti paraolimpici, anche quelli che andranno a fare le Paralimpiadi a Parigi l'anno prossimo, quindi con 700 atleti che sono arrivati per competere. Ci ha portato ad annunciare la Coppa Europa di scherma in ottobre, i campionati assoluti italiani, quelli diciamo per l'anno prossimo, che saranno quelli che poi permetteranno di individuare anche gli atleti che andranno a fare le prossime grandi competizioni internazionali. Quindi siamo al centro dello sport nazionale e internazionale. A fine mese, lo dico, avremo anche una tappa del mondiale di triathlon, quindi un'altra occasione che porterà alla città non solo creeremo un indotto importante per Cagliari dal punto di vista turistico, dal punto di vista delle attività ricettive e di ristorazione, ma avremo anche un richiamo a livello internazionale, perché ovviamente sono eventi che richiamano TV da tutto il mondo, che proiettano l'immagine della città in contesti nei quali nessuno sa dove sia Cagliari, quindi questo è fondamentale perché ci aiuterà a crescere ancora. Grandi eventi presuppongono spazio per la ricettività. Nel volgere di poco tempo, prima Palazzo Doglio, un mese fa Palazzo Tirso, altri 3 alberghi a 5 stelle sono in fase di realizzazione, uno dei quali proprio all'interno del porto, dove prima c'era la vecchia stazione portuale. Questa è la testimonianza del cambiamento che sta facendo la città dal punto di vista turistico. Io ho iniziato il mandato in cui non c'era nemmeno un albergo a 5 stelle. Oggi ne abbiamo già 2 operativi, come detto altri 3 in addirittura d'arrivo. Questo significa che andremo non solo ad avere più opportunità per la ricettività turistica, ma anche a portare un turismo più sostenibile, perché significa riuscire a fare gli stessi numeri in termini di indotto economico con meno persone. Quindi questa è la strada che dobbiamo percorrere. Devo dire che c'è grande attenzione dai gruppi internazionali, quindi è una delle chiavi di volta del successo di Cagliari, delle opportunità di crescita. Dobbiamo, lo dico, questo puoi fare uno sforzo tutti, anche l'amministrazione migliorare su alcune cose, perché
È fondamentale poi in questo campo stare sempre su livelli alti e creare dei meccanismi che siano, come dire, possano permettere di creare nuove opportunità e che possano far sì che ci sia un volano continuo. In questi giorni ragionavamo anche con l'associazione di categoria, una traiettoria operativa potrebbe essere quella del turismo congressuale. Stiamo ragionando sulla creazione magari di un organismo che metta assieme il pubblico e tutti gli operatori del settore per sviluppare questa opportunità. Siamo alle conclusioni, due curiosità. La prima riguarda il fatto che si parli spesso nella comunicazione, nei giornali, di una possibilità che il sindaco di Cagliari, il responsabile della città metropolitana, possa essere candidato come governatore alle prossime regionali. Lei mi dirà, senz'altro non è possibile. Ne parlano i giornali, hai detto, e si ferma lì. E siamo alle conclusioni. Quali sono gli obiettivi per la Cagliari del futuro? C'è un grande interesse per quel che riguarda il settore della cultura. Gli obiettivi della Cagliari del futuro sono quello di riuscire, io credo, a chiudere quanti più cantieri possibili, che sono tanti. Qualcuno si lamenta anche che sono troppi. Io da sindaco dico che i cantieri non sono mai troppi, significano che la città è viva e poi soprattutto sono cantieri che trasformano la città e che sono arrivati anche tutti assieme, perché le risorse ci hanno date 1 anno e mezzo fa, anzi siamo stati bravi a appaltarli in meno di 1 anno e mezzo, perché parliamo di oltre 100 milioni di lavori che oggi ci sono in città. La città del futuro deve essere una città più sostenibile, una città più a misura d'uomo, una città capace di attrarre nuovi residenti, capace di attrarre anche nuove forme di produzione, una città che si apre al mare, una città che crea un rapporto con il mare, che abbia un grande spazio pubblico dove fare vita sociale guardando la città dal mare, perché io ho la convinzione che sia l'angolo più visuale, diciamo, più bello che noi abbiamo, riuscire a vedere la città che sale verso il cielo, come diceva Lorenz, è veramente ciò che è più bello della nostra Cagliari. È veramente tutto, abbiamo chiuso anche per quel che riguarda l'appuntamento di questa settimana, ci rivediamo tra 7 giorni, grazie davvero Paolo Turco. Grazie a voi. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.